ed eravamo affascinati da Umberto Bossi e dal suo progetto, dal suo sogno, un sogno che ci è rimasto dentro. Chi meglio di Rinaldo Bosco, fondatore della Lega Nord Friuli, per tracciare un profilo ricordo di Umberto Bossi. L'esponente leghista friulano, per un decennio numero uno del Carroccio e un mandato parlamentare, non era un semplice fedelissimo, luogotenente capace di impartire le direttive in arrivo d'Agemonio, ma un amico fraterno del leader scomparso. Erano gli anni ruggenti, quelli della fine della Prima Repubblica, travolta dal ciclone Tangentopoli, che avrebbe spazzato via la vecchia nomenclatura del bel paese, imponendo una nuova stagione politica. Umberto Bossi è stato sempre un grande lavoratore, lo ricordo ancora quando arrivava con la sua vecchia Citroën, e, eh, non si è mai, diciamo che non si è mai formalizzato, era un uomo concreto che stava bene con noi, che contrariamente a quello che i media l'hanno dipinto non beveva, beveva solo Coca-Cola e chinotto, un uomo valido, un amico, un uomo sincero. Il testamento politico che il Senatur lascia in eredità ai leghisti della prima ora e quelli della generazione Z. Noi eravamo convinti di poter andare avanti con uno Stato federale, con la Padania, poi ci siamo accorti a Roma che quando eravamo anche fortissimi qui, a Roma non riuscivamo a essere incisivi. Ha fatto bene e continua sempre il nostro sogno, anche Non se ci possiamo siamo dire che allontanati. Salvini è il vero erede di Bossi. È Ma una parolona. Salvini è una parola dire Bossi, Bossi ed è uno solo. Chi gli è stato più vicino sono stati Maroni, è stato Miglio, è stato Speroni, siamo stati tutti noi della prima ora. Sì, poi sono venuti tutti gli altri, no? Si è evoluto, ormai la storia non è più quella, no? Per niente, ecco.